benvenuti. Sono molto felice di questa sessione parallela che stiamo per iniziare. Qualche presentazione. Allora, abbiamo Federico Gaudimundo che ci racconterà di un'esperienza di RO. Manuela Righi, mi sono dimenticato, di Mantova, Luna Attiva, e Gianluca Poloniato che ci racconta della Valle di Susa. Abbiamo con noi anche Giacomo Pisani di Eurixe che ha il compito di scrivere un articolo su quello che verrà fuori da questo workshop che poi leggerete su Impresa Sociale. Bene, detto questo, partiamo. Allora, cos'è che lega idealmente la 381 con la giornata di oggi? Beh, nel momento in cui la 381 definì come l'interesse generale della comunità, la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini, il ruolo delle cooperative sociali, creò un soggetto che prima non esisteva, un soggetto che aveva una finalità simile a quella della pubblica amministrazione. Non stiamo a vedere cosa è successo in questi 30 anni, un percorso molto accidentato che ha visto dei momenti di collaborazione intensa, dei momenti in cui la logica di mercato invece sembrava sopravanzare tutto. Non è questa la sede per fare ragionamenti di questo genere. Noi adesso avremo Federico, Manuela e Gianluca che inizieranno a raccontarci quello che è successo in 3 posti d'Italia. Io ho chiesto loro nel primo giro di essere molto concentrati sui fatti, non stare a farci tanti ragionamenti, ma quelli li faremo noi tutti insieme, cioè dopo questo primo giro saremo tutti noi a bombardarli di domande e sicuramente ne vale la pena perché sono 3 esperienze che io conosco, tutte e 3 ho sentito più volte raccontare, alcune le ho anche esplorate più da vicino, meritano la nostra attenzione. Quindi Federico ci porta a RO, Cintura di Milano. Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito, è veramente sempre un piacere intanto essere in questa occasione ormai storica che è sempre, per cui è sempre un onore partecipare. Poi io sono sempre molto felice di parlare dell'esperienza di Oltre i Perimetri, dell'esperienza che ormai da 7 anni su cui stiamo lavorando, perché è stata un'esperienza per quanto mi riguarda entusiasmante in questi ultimi 7 anni e ne parlo sempre con grande gioia. Io sono Federico Gaudimundo, sono il direttore di un consorzio di cooperative sociali che si chiama Cooperò e da circa 7 anni gestisco, coordino questo progetto che si chiama Oltre i Perimetri, che è un progetto che nasce, allora, è un progetto che insiste sui 9 comuni del Rodense, che sono dei comuni nella fascia nord-ovest di Milano. Non ve li ripeto perché sono come i 7 nani, poi me ne scordo sempre uno, quindi sono 9, Ro, Lainate, Settimo, poi dopo li vediamo, c'è una mappa così li ripassiamo insieme. Oltre i perimetri, vedete qui c'è una sfilza di loghi. Io continuo. Allora, oltre i perimetri non vedete la sfilza di loghi, ma è un progetto che nasce 7 anni fa, finanziato dal bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, che non so se conoscete, è una fondazione che finanzia progetti sociali ed è sostanzialmente la fondazione più importante in Regione Lombardia da questo punto di vista. Il programma Welfare in Azione era un programma che attivava percorsi sperimentali di welfare di comunità. In particolare, Oltre i Perimetri è un progetto che si è prefisso di lavorare sul tema centrale della vulnerabilità. La premessa di fondo era come sosteniamo le persone vulnerabili, cioè quella fascia grigia
di popolazione che non è nel 3% di marginali, non è diciamo il 30% di persone che non hanno nessun problema, è diciamo quella fascia, il ceto medio, il famoso ceto medio impoverito, che si è ritrovato, che si può trovare in condizioni di difficoltà, soprattutto di isolamento sociale, soprattutto di diciamo mancanza di rete di relazioni, oltre che in difficoltà economica, ma non è per forza una questione di problemi economici o comunque di difficoltà economica, ma questa fascia di popolazione che pur non si rivolge ai servizi sociali, non è seguita diciamo, dal sistema di welfare, nel momento in cui impatta con un evento, che può essere la perdita del lavoro, un lutto, un evento diciamo, che nella vita ci travolge, può scivolare nella marginalità. Ecco, adesso ecco i famosi loghi di cui vi parlavo. Poi vi spiego perché ce ne sono tanti, ma magari nel corso della mattinata lo capiremo. Allora, l'ipotesi di oltre i perimetri era: se ricostruiamo i legami sociali nelle comunità, probabilmente intercettiamo questa popolazione vulnerabile e riusciamo a sostenerla nelle loro difficoltà. Spoiler, dopo 7 anni è così, effettivamente è successo. In concreto cosa fa oltre i perimetri? Ecco, ha 2 grandi pilastri, diciamo, i luoghi. Sostanzialmente ci sono degli hub in giro per il territorio che noi abbiamo chiamato Hope Café, dove le persone possono diciamo, transitare, anche perché voi immaginate che la vulnerabilità, le persone vulnerabili non è che girano con una V tatuata sul petto o ricamata e le si riconosce. Sono anche persone difficili da stanare, perché sono appunto magari isolati socialmente, magari si vergognano di definirsi in difficoltà. E quindi diciamo, il progetto si chiama Oltre i perimetri perché abbiamo deciso di uscire dai perimetri del welfare tradizionale, di aprire dei luoghi belli, intanto, questa era una delle premesse, transitabili da tutti, in cui ognuno potesse entrare, stare, lavorare, chiacchierare con altre persone, incontrare altri cittadini o gli operatori di oltre i perimetri e trovare anche dei piccoli servizi. Educazione finanziaria, uno sportello di orientamento al lavoro, uno sportello badanti. In questi luoghi sono nati poi l'altro pilastro di oltre i perimetri, i laboratori di comunità. I laboratori di comunità sono fondamentalmente dei gruppi di cittadini informali che si ritrovano intorno a un problema, a discutere di un problema e insieme ne elaborano, ne cercano e ne condividono eventualmente le soluzioni, oppure si trovano intorno a un'idea, a un progetto e ne condividono le modalità di realizzazione. Vi faccio vedere qualche slide. Questi sono diciamo, i luoghi di oltre i perimetri, ormai ne abbiamo 9, diciamo 8 caffè più altri luoghi che sono nati, 2 coworking sociali, un chiosco, un bar dove diciamo all'interno di un parco, una sala di registrazioni per giovani. Dentro questi luoghi appunto i laboratori di comunità. A distanza di 7 anni, dico 7 anni perché il progetto di welfare in azione durava 3 anni, poi oltre i perimetri è stato finanziato con altri fondi dal bando periferie del Ministero e diciamo, da quest'anno per altri 2 anni siamo entrati sostanzialmente nella spesa corrente dei comuni e quindi attraverso un progetto di coprogettazione con i comuni e l'azienda speciale dei comuni del Rodense che si chiama Sercop, abbiamo ancora diciamo, 2 anni davanti, ma noi speriamo di averne altrettanti, insomma, di averne ad libitum, come si dice.
Cosa è successo in questi anni? I laboratori di comunità sono diventati un sistema. Oggi ne abbiamo, adesso qui ne ho riassunti un pochino, ne abbiamo circa una cinquantina attivi, e diciamo, i cittadini hanno costruito sostanzialmente un piccolo sistema di welfare in cui dalle scuole di italiano per stranieri alle mamme, le colazioni delle mamme, il guardaroba amico dove le persone si scambiano i vestiti, diciamo, qui ce n'è una lista infinita. I cittadini sostanzialmente si trovano, costruiscono dei piccoli servizi di welfare, li gestiscono, tutto in autonomia, diciamo, con il sostegno, l'accompagnamento degli operatori e sostanzialmente gratuitamente per altri cittadini. Vi faccio vedere un po' di numeri, questo non c'entra niente, un po' di numeri di oltre i perimetri, perché alla fine sono numeri significativi. Noi abbiamo intercettato migliaia di cittadini, lavoriamo con migliaia di cittadini, ci sono cittadini volontari che sostanzialmente nel corso di questi anni sono cresciuti e stanno mettendo a disposizione il loro tempo, le loro risorse, il loro lavoro a favore di altri cittadini. Qui potete vedere, diciamo, un po' di numeri, perché i numeri diciamo, non siamo sempre abituati a trattarli nel nostro mondo, ma sono anch'essi importanti, è vero, la qualità del lavoro e delle azioni che mettiamo in campo è fondamentale, ma è fondamentale anche quanto impattiamo sulle nostre comunità. Qui potete vedere che oggi abbiamo 450-500 cittadini collaboratori di oltre i perimetri che appunto mettono il loro tempo, le loro risorse a disposizione degli altri in maniera gratuita. Noi, diciamo, abbiamo fatto un calcolo un po' specioso, se volete, delle risorse aggiuntive che cubano 450 cittadini, che qui abbiamo messo 3 ore alla settimana in 3 anni. Questo è un numero, diciamo, che ha senso fino a un certo punto, ma dà l'idea del valore che un'esperienza di partecipazione di questo tipo rappresenta. La cosa peculiare di Oltre i Perimetri però è che sostanzialmente è diventato in questi 7 anni un sistema, vale a dire una specie di piattaforma come quelle che vedete qua. Che cosa ha di caratteristico la piattaforma, l'infrastruttura sociale, diciamo, come quelle che avete visto, ma in particolare quella di Oltre i Perimetri, che ha le caratteristiche delle piattaforme, aggrega per interessi, per prossimità, per attitudini, facilita le connessioni tra le persone, perché le persone, i cittadini di Oltre i Perimetri, anche se stanno a Lainate, hanno un gruppo di lavoro a Lainate, una scuola di italiano per stranieri, o le donne che si trovano a fare percorsi laboratoriali sul benessere, si riconoscono in un sistema comune, si riconoscono in una cultura di comunità che si chiama Oltre i Perimetri, si sentono parte di una scommessa collettiva, e questo vuol dire che condividono le pratiche negli altri comuni, alle altre comunità, e la singola esperienza, pur significativa, di partecipazione dentro un comune acquista un valore aggiunto immenso in un sistema che ne riconosce diciamo, la peculiarità, e quindi acquista un valore aggiunto, e in più le persone dentro un sistema sono facilitate. Oggi un cittadino del Rodense, diciamo, che fa parte del sistema di Oltre i Perimetri, sa che di fronte a un problema, il problema che ha affrontato, diciamo, in precedenza in un certo modo, lo può affrontare nello stesso modo, può affrontarne un altro quando i figli crescono e quindi rappresentano altre problematiche rispetto a quelle per cui si sono avvicinate al sistema Oltre i Perimetri, e culturalmente sono abituate a ragionare in termini di comunità, di approccio collaborativo con altre persone, e questo patrimonio di legami è un patrimonio che
qui non viene citata la pandemia, come vedete non abbiamo parlato di Covid, siamo tutti con le mascherine, voi, io per il momento no, ma poi me la metto, però questo patrimonio di legami che in questi anni è stato costruito è stato fondamentale nel momento in cui ci siamo ritrovati tutti isolati, soprattutto nel primo periodo della pandemia, perché i legami deboli, che sono i legami tra i cittadini che si incontrano dentro un luogo e fanno delle cose insieme, non sono legami parentali, sono legami deboli che crescono attraverso la frequentazione, attraverso la prossimità anche fisica, in realtà si sono dimostrati molto solidi e quindi si è creato un sistema di aiuto interconnesso nel momento in cui tutti ci siamo ritrovati isolati, per cui sono nati migliaia di contenuti che i cittadini hanno messo, contenuti video, audio che hanno messo in campo per altri cittadini, un sostegno a fare la spesa, a fare 1000 servizi per chi era veramente in difficoltà, ed è stato grazie a legami costruiti nel tempo. Questi processi hanno bisogno di tempo, questo è uno dei limiti di tempo e risorse, uno dei limiti, diciamo, di questo sistema di cui andiamo veramente orgogliosi, però ci è voluto veramente tanto tempo e ci sono volute tante risorse, questo non bisogna dimenticarlo. Noi abbiamo identificato 5 parametri vitali, diciamo, di un sistema di questo tipo, cioè il fatto che abbia un'identità molto forte. Noi diciamo, il nostro omino che salta, di oltre i perimetri, che fa hop, è un omino che oggi nel nostro territorio usa chiunque faccia un'iniziativa, anche che non conosciamo, ci mette il logo di oltre i perimetri, ci chiama, ci dice è un'iniziativa di comunità, va bene. È giusto così, cioè, nel senso, noi per esempio non siamo gelosi del nostro logo o del fatto, siamo interessati al fatto che le persone si sentano parte di un sistema, e quindi diciamo, a volte ci perdiamo anche delle iniziative, lasciamo andare come dire, il controllo, perché per fare questi processi bisogna perdere il controllo delle cose che stai facendo in alcuni casi, ma questo consente a tutti di riconoscersi dentro un sistema unico ed è fondamentale. I luoghi sono importanti, oggi stiamo tornando prepotentemente e violentemente a occupare i nostri Hop Café di persona, con tutti i distanziamenti, con tutte le modalità che ci sono concesse, ma con tutte le difficoltà, perché le persone che tornano da un isolamento tornano molto più diffidenti, tornano molto più aggressive, tornano molto più abituate a stare da sole, e a rendersi, diciamo, conto che hanno sviluppato un meccanismo di sopravvivenza nell'isolamento, e tornare a sciogliere quelle barriere per riconnettere le persone è molto complesso. Le questioni che riguardano il Green Pass, io sì, loro no, i volontari, non i volontari, sono molto complicate. Noi le affrontiamo tutte, ci mettiamo sempre intorno a un tavolo a ricostruire, diciamo, i legami che queste persone hanno apparentemente perso, e i luoghi sono decisivi. Nei luoghi le persone si ritrovano, si riconoscono, fanno festa. Noi abbiamo fatto decine di feste in questi 7 anni, abbiamo mangiato tanto di quel cibo che infatti si vede, io ho 7 kg in meno, ma è importante per costruire questi legami. La governance, ne parleremo magari in maniera importante dopo, è fondamentale, una governance di sistema. È importante che gli operatori dentro i laboratori di comunità, dentro le esperienze di partecipazione, ho finito, sono in ritardo, sviluppano degli elementi di riflessività, cioè le persone si avvicinano per un elemento di utilità, o non so con chi far giocare mio figlio, trovo degli altri genitori che hanno lo stesso bisogno. Dentro questo sistema poi trovo un momento riflessivo
iniettato, diciamo, un po' dagli operatori, sostenuto, facilitato, in cui riflettiamo su altre questioni, costruiamo legami un pochino più profondi. Le amministrazioni pubbliche che riconoscano il valore di un sistema di questo tipo, che lo promuovano, che collaborino in maniera costante, è un altro dei parametri vitali. Mi fermo. Vedete ancora la torta? Sì, questo è interessante, la volevo riprendere dopo. Allora, una delle cose che ci premeva era, come dicevo prima, stanare le persone che erano un po' isolate, noi, la maggior parte dei cittadini che collaborano con noi prima non aveva nessuna esperienza di partecipazione. Non partecipava a associazioni, gruppi informali, politici, sindacali, niente. E oggi anima i nostri luoghi come volontari, come cittadini che collaborano con altri cittadini. Questo è il segno che forse siamo riusciti a cogliere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Grazie. Eccoci. Allora, ricapitolando, un consorzio di cooperative sociali e un'azienda pubblica di servizi che raggruppa 7 comuni sceglie una strategia di welfare che difficilmente noi ci immaginiamo nell'ambito dei servizi convenzionali, anima decine e decine di luoghi, di iniziative dove partecipano centinaia di cittadini anche non precedentemente impegnati in associazioni, cooperative e altre attività, fornendo una rete di protezione sociale autonoma. No? Quindi questa è l'esperienza di Ro e i comuni vicini che ci ha raccontato Federico. Adesso Manuela Righi ci parla invece di un'esperienza di un quartiere di Mantova. Un quartiere di Mantova, un quartiere con alcune difficoltà, un quartiere in cui probabilmente c'erano delle morosità in alcuni edifici di case popolari e in cui a un certo punto tra consorzio e amministrazione comunale hanno immaginato delle soluzioni nuove. Buongiorno, mi fai partire le slide? Ci provo. Vediamo. Beh, intanto vi dico, il quartiere si chiama Lunetta, che è anche abbastanza poetico come denominazione. Poco poetica era vivere a Lunetta. A Lunetta convivono 42 nazionalità diverse, è il quartiere popolare, direi periferia della periferia, nel senso che Mantova è periferia rispetto a Milano, è periferia rispetto alla Lombardia, perché siamo in quella fascia lombarda che persino a Milano ci chiedono: ma siete in Lombardia? Faccio sempre questa battuta perché effettivamente ci succede, no? Se andiamo in regione, ma perché? Ma siete in Lombardia? Questo qualche anno fa succedeva, fino a quando insomma Mantova è diventata anche capitale della cultura, quindi abbiamo avuto uno scatto identitario lombardo diverso, ma in realtà insomma ci sentivamo, forse anche il mio accento, perché poi io vengo dal basso mantovano e sono a 500 metri dall'Emilia Romagna, quindi periferia delle periferie, 42 nazionalità, sono i quartieri ovviamente nati come in tutte le città italiane negli anni 70, i quartieri popolari che accoglievano le persone che venivano a lavorare nelle nostre città. Poi ci sono elementi di frattura nella storia delle nostre città e soprattutto le grandi crisi legate alle aziende che trasferiscono il lavoro altrove. Questo è successo a Mantova. A Mantova ancora oggi, benché nei distretti limitrofi del capoluogo abbiamo le eccellenze anche a livello europeo del distretto della meccanica piuttosto che dell'agroalimentare, la città di Mantova presenta una difficoltà grande, che è quella ad esempio del lavoro, e Lunetta è questo quartiere che ha in sé tutte queste contraddizioni del fine secolo scorso, inizio nuovo secolo. Cosa succede? Che a Lunetta ovviamente i servizi sociali, perché Mantova è una città che spende tantissimo sui servizi sociali, se mi sentisse la dirigente direbbe: ricordati, me l'ha detto prima di venire, ricordati quanto spendiamo sui servizi sociali, erano presenti, per cui c'era poi lo sportello del segretariato sociale, il centro di aggregazione giovanile, cioè tutte quelle
quei servizi tipici degli anni 90 fine 2000, ma questo non era sufficiente, perché c'è in realtà un problema grande. Le case occupate dai cittadini e assegnate regolarmente, pochissime occupate abusivamente, non c'è questo fenomeno, però si registrava una morosità altissima, cioè nessuno pagava l'affitto. 3/4 del quartiere era comodamente, insomma, situato in questi appartamenti che oggi avevano anche un problema di degrado poi urbanistico, e quindi parte un progetto, e voi vi chiederete da dove parte questo progetto, ve lo faccio vedere. E vi ho fatto questa schermata perché secondo me è la schermata che dice un po' dell'impalcatura del progetto. È un progetto che non parte dall'assessorato ai servizi sociali, è un progetto che parte dall'assessorato all'urbanistica, e questo credo che sia uno degli elementi interessanti che ci possiamo anche raccontare in riferimento alla 381, che domanda che metto lì, è sempre dal servizio sociale che parte un'attività di welfare sociale, oppure può partire da un altro punto di vista. Mi sembra questo elemento interessante, lo vedete anche qua, e vi faccio notare i soggetti che poi sono stati coinvolti. Cioè il tema era non si è partito dal tema rigenerazione sociale, coesione sociale, ma rigenerazione urbana e soprattutto recupero di un'economia di soldi che potessero continuare a mantenere quello che erano l'abitabilità di queste case, perché questo è un problema. E allora direi che l'amministrazione, illuminata anche l'assessore all'urbanistica che si occupa e di rigenerazione urbana che si occupa di questa cosa, lancia una sfida ai soggetti territoriali che vedete nella fascia nera sotto. Sono soggetti non di primo livello ma di un secondo livello, quindi insomma mi rifaccio da alcune battute che anche ieri abbiamo fatto nei laboratori. Un consorzio di cooperative sociali, Solco, che io rappresento, interrogato inizialmente per quella parte che riguardava il lavoro, e poi vi dirò perché. Il CSV, quindi il centro volontariato della provincia, poi c'è l'ALER, quindi una azienda pubblica che gestisce il patrimonio, lo sapete in Lombardia, il patrimonio pubblico delle case, che era quella che segnalava il maggior problema, cioè il dover recuperare gli affitti di queste abitazioni. L'ALER, sapete che è uno dei grossi problemi dell'ALER, che poi una volta gestito il patrimonio immobiliare non riesce poi però a gestire il patrimonio sociale, cioè le persone, le relazioni. Questo è il grande problema, e su questo si sono sviluppati anche a Milano, insomma, e in altre realtà lombarde tanti progetti. Poi c'è il comune di Mantova. Ecco, questi soggetti chiamati intorno a un tavolo hanno dato avvio a quello che oggi io chiamerei un quartiere che è un vero laboratorio di rigenerazione, non solo urbana ma di rigenerazione, fatemelo dire, umana, e quindi credo che questo sia l'elemento interessante. Qualche bambino, mi raccontavano insomma gli operatori, una volta chi viveva a Lunetta si vergognava di vivere in questo quartiere, ok? Oggi c'è qualche bambino che dice: io vivo in una mostra d'arte, perché cosa succede? Oltre a tutti quegli interventi che adesso vi dirò in breve, Lunetta è stato soggetto anche e oggetto di una rigenerazione urbana che non solo puntava a una qualità minima di attrezzatura, direi edilizia sostenibile, di abitabilità, ma ha voluto sviluppare anche un'idea di bellezza, perché quello che mancava a queste persone era proprio la bellezza. Renzo Piano direbbe tante cose insomma sul come noi cerchiamo la bellezza e quanto sia importante per anche il lavoro sociale e non solo, e l'architettura, ricercare la bellezza. Quindi oggi Lunetta è un laboratorio aperto di street art internazionale, e le facciate di quei condomini, perché sono dei condomini veramente erano brutti, oggi sono un museo aperto di street art, e quindi si organizzano visite guidate
e sono gli abitanti, no? che mostrano. In una settimana all'anno gli abitanti vivono con questi artisti e danno alcuni suggerimenti sui colori, su quello che sulla rappresentazione. Ma questa è una parte, cioè la parte anche quanto il welfare che è welfare sociale possa anche essere invece welfare culturale. Su questo insomma poi vi racconteremo dopo, stiamo anche lavorando anche come CGM, come consorzio CGM. Ma cosa succede a Lunetta? Il punto era, anche se ci sono i servizi sociali, continua ad esserci disagio, c'è un movimento di spaccio interessante, insomma tutti sanno in provincia che se vuoi la roba buona, scusate, vai lì e la trovi di qualsiasi tipo, quindi insomma questa cosa, cioè, c'era questa fama. Oggi a Lunetta ci vado perché vado a vedere i maggiori artisti di street art, che capite che la dimensione è molto cambiata. Il problema era però che comunque questi cittadini non c'erano, cioè o erano chiusi nelle loro strade perché Lunetta era un quartiere fantasma, cioè girando per le strade non trovavi le persone e quelli che trovavi erano appunto gli spacciatori, quelli che ti aspettavano dietro l'angolo. A un certo punto l'università mette lì la sede per il corso di educatori professionali, ma anche questo non sviluppa questa attenzione, ok? Perché vado lì, studio, faccio qualche lezione ma vado via, quindi un quartiere in cui non si viveva più ma si sopravviveva, direi, ecco, il quartiere dove si sopravviveva. Cosa succede? Come facciamo a recuperare questi soldi, dice l'assessore? Allora, io credo che questa sia stata una cosa interessante, siamo ritornati un po' al tema del baratto e quindi si chiede ai cittadini di partecipare alla riattivazione del quartiere e grazie al donare il tuo tempo ti viene scontato una quota sull'affitto. Cioè, cosa vuol dire? C'è un'app dedicata, si chiama Lunattiva, la potete andare a vedere, ci sono i punti Luna, cioè se tu partecipi a delle attività, e sono quelle che trovate, quelle vivere il quartiere, quindi sono il mercatino, piuttosto che organizzare la cena nelle piccole piazze, piuttosto che il cinema, quindi partecipi insieme a delle organizzazioni, quindi al volontariato, alle cooperative che promuovono e che quindi danno anche una qualità ad alcune proposte, tu accumuli dei punti, un po' come la tessera al supermercato, e grazie a questi punti che coincidono con il tuo tempo speso per la comunità hai una quota di scalo di euro sull'affitto. Ogni punto vale €1, ogni ora donata vale 5 punti e quindi ognuno ha una tessera dove vengono segnate, quindi ci sono gli operatori che hanno lavorato, no, su questo sistema, e quindi è vero che si è andati a stanare i cittadini intorno a un interesse molto concreto, però questa è stata la chiave perché i cittadini hanno iniziato a partecipare oggi, a proporre, quindi Lunetta è diciamo un quartiere attivo. Dopodiché questo è stato il primo elemento che ha fatto scattare la molla, l'interesse alla partecipazione, perché insomma, come diceva anche prima su Oltre il Perimetro, questo è un tema. Come accompagnare poi questi cittadini, una volta incontrati questi cittadini, per vivere bene in un quartiere, in una città ci sono altri elementi, quello culturale è un elemento, infatti c'è un laboratorio che si chiama Creative Lab, che oggi è un laboratorio di sperimentazione anche dell'Università di Architettura del Politecnico di Milano, ma anche delle nonne che si mettono insieme e fanno la lana, quindi il Creative Lab diventa questa cosa. Poi c'è tutto il tema del lavoro. Le persone che vivevano a Lunetta, proprio perché vivevano nell'illegalità spesso, erano disabituate al lavoro, perché spesso vivevano, e qualcuno ancora, non è che sia tutto così felice, vivevano di espedienti, quindi anche la tenuta al lavoro era un problema, e qui interviene tutto il sistema anche della cooperazione sociale, dello sportello lavoro del consorzio, e allora si crea un'esperienza a cuscinetto rivolta alle famiglie, dove si accompagnano le persone che avevano perso il lavoro o che non hanno mai lavorato, ad esempio il tema delle donne,
che qui metto al centro perché poi vi dico anche perché, e quindi attraverso dei dispositivi, un po' di fondi dati dal Comune, un po' di dispositivi trovati nella rete regionale e nazionale, c'è questo sportello che accompagna le persone in esperienze di preparazione al lavoro per poi accompagnarli verso il lavoro definitivo, proprio perché questo è stato uno dei grossi problemi, l'essere impreparati a vivere in una situazione di normalità in un contesto lavorativo. Poi c'è la parte di ascolto che è appunto, c'è questo luogo dove puoi andare a Lunetta e tu puoi portare delle proposte, anche perché così insomma puoi aumentare i tuoi punti, puoi anche farti ascoltare. Ecco, questo è un po' il sistema che dice quali sono gli attori in campo e come sono, e ho finito, però volevo anche sottolineare un'altra cosa, e vado avanti con le slide, che tutto questo credo sia dentro a un sistema Mantova, mi viene da dire, cioè quel progetto che nasce sì dall'assessorato all'urbanistica, alla rigenerazione urbana, in realtà è dentro a un sistema che Mantova sta sviluppando di tante altre progettualità che diciamo hanno queste caratteristiche, e cioè che attivano una rete di soggetti. Un altro esempio in cui è presente il consorzio con le cooperative e non solo è il Centro per le Famiglie, che è nato da 2 anni, purtroppo è nato quando c'era il Covid, e funziona intorno a questo sistema. Poi ci sono tanti altri sistemi che il sistema Mantova, e questi sono altri 3 progetti che stiamo appunto realizzando, e vedete sempre, vi chiedo di porre attenzione un po' alle sigle sotto, no? Chi partecipa a questi progetti, perché credo che è quello che ci interessi anche, no? Il progetto Sinergie, che riguarda appunto l'articolo 14, cioè sviluppare, e stiamo lavorando con le aziende del territorio per capire che rapporto tra cooperativa B e aziende private, e abbiamo trovato un meccanismo perché le aziende possano in qualche modo assolvere al loro obbligo, no, di assunzione di persone con disagio attraverso la cooperazione sociale. Questo ha permesso a Lunetta di inserire ad esempio delle persone svantaggiate. Il progetto che riguarda la psichiatria, e questo è un altro mondo, a Lunetta c'era un tasso di problemi legati al mondo della psichiatria molto alto, anche dei giovani e degli adolescenti. Ovviamente capite che il contesto e riguardava anche molto le donne straniere che non avevano la possibilità di esprimersi, c'è tutto il tema delle lingue, e qui appunto anche tutto il lavoro che stiamo facendo come sistema sul tema stranieri attraverso altri bandi, il FAMI e altre situazioni. Ecco, questa cosa qui che vi ho fatto vedere, mi piaceva farvi capire che quel progetto che si chiama Luna Attiva, Benvenuto sulla Luna, è il comitato di quartiere, e sono le persone che accolgono chi viene a vivere a Lunetta, no? C'è questo sportello che si chiama Benvenuti sulla Luna, ti fanno fare un tour, magari venite un giorno e proviamo a farlo, ti fanno fare un tour, benvenuti sulla Luna, perché in effetti oggi un po' sembra di andare sulla Luna Lunetta, proprio per questi aspetti. Vi lascio alcune parole che credo insomma tutta questa esperienza possa rilanciare, che sono il tema dell'accessibilità sia agli spazi ma anche ai luoghi e alle relazioni. Credo che questo sia un tema, il tema della comunicazione. 42 nazionalità si devono parlare tra di loro, a volte noi facciamo fatica a parlare tra di noi, no? Tra soggetti che usano uno stesso linguaggio, non solo una stessa lingua ma lo stesso linguaggio. Poi c'è tutto il tema della governance, no? le strisce con i soggetti che partecipano, che finanziano, che sostengono, il tema dei nuovi operatori che sono nati dentro a questi progetti, grazie anche a Cariplo. Devo dire che oggi parliamo un po' anche lo stesso linguaggio, perché anche Mantova è stata oggetto di 2 bandi di welfare in azione. Non è un caso che parliamo, no, di social point, di hub di relazione eccetera, ma anche nuove figure sociali, quindi, e
direi anche un nuovo management dentro alle organizzazioni, che siano cooperative sociali, che siano le associazioni, che sia il comune. Poi ovviamente le ultime tre parole, le politiche, ne parlavamo ieri, perché queste le politiche orientano, e non è solo la politica ma le diverse politiche nei diversi settori. Il tema del digitale, che permette oggi al cittadino di Lunetta, che non conosce l'italiano ma che sa usare benissimo l'iPhone, anche perché a volte costa di meno Lunetta l'iPhone perché è stato rubato dal vicino di casa, quindi te lo rivende a poco prezzo. e poi il tema un po' della corresponsabilità, ecco, anche questa, insomma, sono parole che vi lascio, che magari, insomma, saranno utili dopo. Grazie. Allora, iniziamo a mettere ordine su queste cose molto interessanti che ci vengono raccontate. Abbiamo due casi in cui istituzioni e terzo settore progettano insieme, cioè queste cose. Voi adesso sentite loro, ma se sentite la Mariangela Remondini o se sentite Guido Ciceri, i loro interlocutori pubblici, sono ugualmente coinvolti, cioè non è il progetto dell'uno o dell'altro, è un progetto che non pensate insieme. È un progetto che esce dagli schemi del welfare, cioè non è che si chiama centro diurno, RSA, cioè ha un qualcosa che se noi dovessimo dare un nome nel nomenclatore del welfare non riusciamo, perché sono tante cose insieme. Sono progetti che hanno dei partenariati amplissimi, partenariati di soggetti formali, adesso CSV piuttosto che associazioni cooperative, eccetera, e informali, cittadini, no? E sono progetti che fanno fortemente leva sulla cittadinanza. Bene, adesso Gianluca, aggiungiamo un altro tassello, intanto che Gianluca riesce a trovare il suo pezzo. Dunque, qui andiamo in montagna, anche se Gianluca è torinese e ci racconta di un'esperienza della Valle di Susa, che voi conoscete probabilmente perché qualcuno ci scia, perché avete sentito parlare di TAV o altri motivi, ma parliamo di un contesto molto diverso, di tanti comuni molto dispersi su una vallata lunga 100 km. La cooperativa Frassati è una delle cooperative che storicamente da non so quanti decenni, insomma, lavora in questa valle e ci racconta cosa è successo negli ultimi 4-5 anni. Buongiorno a tutti. Prima di tutto ci tengo a ringraziare Gianfranco per l'invito che mi ha fatto e per l'opportunità che mi ha dato di partecipare a questo evento, per raccontarvi questa esperienza a cui la mia cooperativa sta partecipando e sta dando un contributo attivo per la sua realizzazione. Intanto mi ha tolto la battuta sull'alta velocità e sulla TAV. Comunque, vabbè, al di là delle battute, purtroppo la Val di Susa è famosa alle cronache nazionali per questa ragione. La mia aspettativa invece è che oggi, dopo questo incontro, a voi rimanga anche questo flash della Val di Susa come un cantiere di innovazione sociale. Ma partirei con le presentazioni. Allora, la cooperativa Frassati è una cooperativa storica del panorama torinese e io lavoro in cooperativa dal 1993, quindi sono 28 anni che sono presente in questa realtà. È una cooperativa storica del panorama torinese, esiste dal 1976 e lavora sul territorio della Valle di Susa dal 1991, quindi sono 30 anni che noi siamo presenti in quel territorio. 30 anni nel corso dei quali siamo riusciti a dare continuità ai servizi che erogavamo grazie al fatto che ce l'abbiamo fatta a vincere le periodiche gare d'appalto che dovevamo affrontare e che chi come me lavora in una cooperativa sa che sono sempre fonte di botte di adrenalina estrema, di ansia, attacchi di panico, perché fino all'ultimo si tratta di una gara, puoi vincerla o puoi perderla. Per fortuna, ma io credo anche perché siamo stati bravi, siamo riusciti ad aggiudicarci in questi 30 anni le varie gare d'appalto e questo ci ha dato la possibilità di gestire i servizi con continuità e dandoci l'opportunità di radicarci sempre di più in quel territorio. 30 anni sono davvero tanti, quindi la conoscenza del territorio è approfondita, le reti di rapporti e di relazioni sono intense. Direi che praticamente tutti gli operatori che lavorano su quel territorio, noi ne abbiamo circa un centinaio, sono residenti sul territorio della Valle di Susa. Questo vuol dire che quindi il radicamento territoriale è realmente vero e questo è stato possibile perché abbiamo avuto la possibilità di dare continuità ai servizi che gestivamo. Ecco, radicamento territoriale.
Questa è una parola chiave che io vorrei che teneste a mente, perché insieme ad altre che si aggiungeranno nel corso di questa mia presentazione ci aiuteranno a trovare il senso di quello che vi voglio raccontare. Il territorio della Valle di Susa e Val Sangone sono due valli montane alle porte di Torino. Si trovano a 20 km da Torino e si estendono fino ai confini con la Francia. La Valle di Susa, come diceva Gianfranco, è una valle molto lunga, più di 100 km. E complessivamente tra Val di Susa e Val Sangone ci sono 53 comuni, molto piccoli. Il comune più grande non raggiunge neanche i 20.000 abitanti. Guardavo ieri per verificare il numero di abitanti, siamo sui 16.000, quindi in realtà molto piccole. Quindi un territorio che ha un livello di dispersione e di estensione molto ampio. E in un territorio come questo, quello che rende possibile gestire in modo armonico e integrato i servizi è rappresentato dal fatto che c'è una rete di rapporti e di relazioni tra le persone e tra le amministrazioni molto forte e molto stretta. La filiera tra il destinatario finale di un intervento e l'amministrazione pubblica è breve. In taluni casi il destinatario è collegato direttamente con l'amministratore pubblico. Questo vuol dire che se noi abbiamo un problema nel gestire una situazione di un anziano o di un minore, tu ti interfacci direttamente con l'assessore o con il sindaco, cosa improponibile in una città come Torino, è impossibile da fare. Quindi la dispersione territoriale viene bilanciata da questi legami stretti che ci sono tra le persone, che fanno sì che la rete dei rapporti e delle relazioni abbia delle maglie strette che consentono quindi di intercettare, di gestire in un modo molto preciso e puntuale tutte le situazioni. Questo è un antidoto alla frammentazione degli interventi in un territorio così tanto ampio. Ecco, questa è la seconda parola chiave che vorrei che teneste a mente: rete di rapporti e di relazioni, perché sono molto importanti. Nel darvi un'idea della complessità del territorio, voglio anche dirvi quante sono le borgate di questi due territori montani. Tra la Val di Susa e la Val Sangone il numero di borgate è 666. È il numero del diavolo, lo so, quindi da un punto di vista cabalistico fa una certa impressione, però è così, quindi 47 comuni e 666 borgate. Bene, questi sono gli attori e i protagonisti, ma io oggi vi voglio parlare della coprogettazione e della coprogrammazione. Questo è il motivo per cui Gianfranco ci ha invitato oggi a parlarvi di questa esperienza che stiamo facendo in Val di Susa e Val Sangone. Intanto voglio farvi riflettere su un aspetto molto importante di questa slide. Vedete che ci sono diverse curve, è una linea tortuosa, una linea sinuosa. Fin dai tempi della scuola noi siamo stati abituati, o meglio, ci hanno insegnato che il modo più rapido e breve per unire due punti è una linea retta. Se io devo unire A e B, devo tracciare una linea retta. E siamo stati abituati a pensare quindi che la linea retta, il modo più breve e più rapido, fosse il modo migliore. Non è sempre così. In questo caso, infatti, vedete intanto che la coprogettazione è un punto intermedio di un percorso che si sviluppa in modo sinuoso e tortuoso. Ma questa tortuosità vuole sottolineare l'importanza del tempo necessario per rafforzare i rapporti e per creare la conoscenza tra gli attori. La coprogettazione, che qui vedete inizia nel novembre 2020, parte nel 2018. Nel 2018 la Regione Piemonte aveva avviato una campagna che era quella WeCare, Welfare Cantiere Regionale. Aveva come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo di progetti innovativi in ambito sociale per utilizzare i fondi sociali europei. A quel tempo la direttrice del consorzio Valle di Susa Val Sangone, la dottoressa Burrà, decise che tutte le principali realtà che operavano su quel territorio, cooperative, lavorassero insieme per questa progettazione. Quindi io mi ricordo che quel giorno eravamo tutti attorno a un tavolo, tutte le cooperative che lavorano in quel territorio e l'ente committente. Vi posso far immaginare quali erano le reazioni. Il paradigma predominante in quel periodo era l'ente committente e il committente, noi siamo i fornitori. Cooperative, siamo concorrenti. Diamine, a un certo punto ci sarà la gara d'appalto e quindi io devo progettare insieme ai miei competitor, cioè devo condividere le mie conoscenze e le mie esperienze. C'era tantissima diffidenza. Ciò nonostante, la dottoressa Burrà decise che bisognava lavorare insieme.
E come ben tutti sanno, se l'ente committente chiede, il fornitore esegue. Ma questa cosa è stata importantissima. È stata un'abile manovra di jiu-jitsu, nel senso che un punto debole, che era l'asimmetria dei rapporti tra l'ente committente e fornitore, è diventato un'opportunità. Con quell'imposizione, che è stata ovviamente un'imposizione gentile, noi ci siamo trovati a lavorare insieme e, lavorando insieme, abbiamo potuto scoprire che intanto dovevamo necessariamente cambiare il nostro paradigma e quindi dovevamo lavorare insieme, e per lavorare insieme dovevamo poterci comunque fidare. Quindi del gruppo iniziale di partenza qualcuno l'abbiamo perso per strada, ma chi è rimasto ha sviluppato un rapporto reale di fiducia con le altre cooperative e quindi si è incominciato a lavorare insieme. Questo lavoro ha prodotto realmente degli esiti molto importanti. Ha portato a quel territorio quasi 3 milioni di euro di fondi che non arrivavano dai servizi pubblici. Erano fondi che sono arrivati da bandi a cui le varie cooperative, insieme all'amministrazione pubblica, hanno lavorato. Abbiamo fatto veramente un lavoro di squadra che ha portato praticamente 3 milioni di euro. Io lo trovo sempre un dato molto suggestivo, perché è una cifra importante che ha permesso di promuovere e di creare servizi che prima non c'erano, ci ha permesso di ampliare la rete dei servizi presenti in quel territorio. Ecco, questo è un breve spaccato di tutte le iniziative e dei bandi a cui abbiamo partecipato. Come potete vedere, le varie cooperative si sono alternate, proprio come se fosse una cordata. Quindi prima tiro io, poi tira l'altro, sono io il capofila, mi occupo io della rendicontazione, chiedo io il bando e così via. Non era importante, si era sostanzialmente creato nella prassi operativa un ufficio unico di progettazione multi-attori, dove c'erano gli uffici di progettazione delle cooperative e l'ufficio di progettazione del consorzio socio-assistenziale della Val di Susa e Val Sangone. Quindi questa realtà ci ha permesso sul serio di portare un valore aggiunto al territorio. Questo che cosa vuole dire? Vuole dire che la coprogettazione sostanzialmente non può attuarsi semplicemente dicendo alle persone di lavorare insieme, perché se non è sufficiente. La questione è questa: noi abbiamo iniziato 2 anni prima per poter arrivare oggi a lavorare sul tema della coprogettazione, lavorare in modo positivo, non facile, perché tra l'altro, come dire, vi do solo un elemento molto importante. Il budget complessivo che è messo sul tavolo della coprogettazione supera il 1 milione di euro annuale, quindi stiamo parlando di cifre molto importanti. Questo significa anche che le attenzioni delle autorità vigilanti, che ovviamente devono vigilare, sono molte, e quindi noi dobbiamo stare molto attenti, pubblico e privato sociale, a non sbagliare in questo momento, perché altrimenti tutta questa bella impalcatura che noi abbiamo costruito si distruggerebbe. Quindi la questione è che il lavoro di gruppo, come a me piace molto questa slide di Quaglino, non è un qualche cosa che si improvvisa, non basta prendere delle persone, metterle attorno a un tavolo perché queste sappiano lavorare, ma il lavoro di gruppo implica l'integrazione, che si sviluppa solamente se c'è la fiducia, se c'è la stima reciproca e se c'è la conoscenza. Molti di voi probabilmente avranno già visto questo video comparire su YouTube o su Facebook. Bene, vediamo tanti metronomi che hanno colori diversi, che vogliono rappresentare le caratteristiche, le peculiarità di ciascuna persona, di ciascuna organizzazione, che ha dei propri ritmi, un proprio modo di lavorare e che quindi in qualche modo entra un po' in contrasto con gli altri, si crea tanta confusione, non c'è una sincronia. Ma la bellezza di questo video è che ad un certo punto, piano piano, nel tempo, i vari metronomi, e quindi le persone, le organizzazioni, arrivano a sincronizzarsi. È un'immagine che io trovo molto bella, poetica, sicuramente suggestiva. Però, e qui svelo anche il trucco, c'è un trucco. Nel senso che non basta mettere le persone una vicino all'altra perché queste si sincronizzino, è necessario ricorrere ad uno stratagemma. Lo stratagemma di questo video qual è? Questi metronomi sono appoggiati su una base che si muove in orizzontale, è appoggiata su dei rulli che fanno sì che si muova in orizzontale. Il movimento orizzontale è dato dai vari metronomi e per una questione fisica, quindi per una legge fisica, ad un certo punto questi arriveranno a sincronizzarsi. Bene. Questo che cosa vuol dire?
vuol dire che quando noi scegliamo di lavorare in gruppo, lo scegliamo, dobbiamo sceglierlo, dobbiamo voler salire sulla stessa barca e dobbiamo darci il tempo di poterci conoscere, per poterci sincronizzare e per poter arrivare ad un certo punto a raggiungere una sincronizzazione perfetta come questa. Il lavoro di gruppo quindi non è un qualche cosa che nasce da nulla, la coprogettazione non può nascere da nulla, non può nascere oggi, richiede del tempo e richiede la conoscenza tra le persone perché si possa creare quel rapporto di fiducia fondamentale per poter lavorare insieme. Cosa abbiamo imparato in più da Gianluca e dall'esperienza della Valle di Susa? Intanto prepariamoci tutti quanti a tempestare di domande. Abbiamo imparato un qualcosa che è comune a tutte e tre le esperienze e che lavorare insieme porta risorse. I 400 cittadini, di cui tantissimi non primattivi, dirò, gli abitanti di Lunetta che si sono messi a fare tante cose per il loro quartiere, le cooperative che riescono a trovare risorse partiti con 300.000 euro nel primo progetto e arrivati con 3 milioni, vuol dire che le risorse si creano. Questo ricordiamolo quando qualche amministrazione poco accorta ci dice: con quanto cofinanziate? Guardate che il valore aggiunto delle coprogettazioni non è il cofinanziamento finto che viene scritto in fase di bando. Il cofinanziamento sono le risorse che insieme si trovano durante il percorso. Un'altra cosa che ci dice l'esperienza che ci ha raccontato Gianluca è che ci vuole tempo, ma ce lo diceva anche benissimo Federico all'inizio, ci abbiamo messo 7 anni. Loro sono partiti con questo progetto piuttosto limitato, l'hanno coprogettato, poi hanno coprogrammato i servizi più impegnativi del loro territorio e adesso stanno coprogettando su 11 milioni di euro. No? Però capite che il tutto si legge e si comprende dentro un percorso che oggi porta appunto questo territorio a progettare insieme in sostanza il cuore dei servizi per i minori e per gli anziani. Bene, adesso io prendo il microfono e giro tra di voi, uso il microfono perché ci aiuta nella registrazione, aspettando i vostri interventi. Grazie della presentazione. Io avevo una domanda riguardo alla governance dei progetti. In che modo l'avete organizzata, se ci sono dei punti in comune, non so se vi conoscete già da prima, tra le 3 esperienze che possono diventare, come dire, delle indicazioni anche in prospettiva per noi. Grazie. Grazie, quindi la governance dei progetti, un attimo che c'era, eccoci qua. Sì, buongiorno. Volevo sapere se c'è una riflessione in atto su possibili attività imprenditoriali che possano sostenere economicamente i progetti, oppure siete legati, prevedete di essere legati sempre ai finanziamenti di fondazioni o pubblici. Benissimo, grazie. Quindi sulla sostenibilità nel medio periodo dei progetti. E la domanda era sulle competenze interne alle loro organizzazioni, se per accompagnare questi processi sono stati fatti nuovi innesti di competenze o c'è stata un'evoluzione, un adattamento, cambiamento delle competenze già esistenti. Certo, perché competenze per fare queste cose non sono poi competenze così classiche che si studiano a scuola di una qualche professione sociale. Sentite, io inizierei, solo per non mettere troppe cose insieme, a far fare a loro un primo giro, rispondete liberamente a una o a tutte e 3 le questioni poste. Non so, invertiamo il giro, vuoi partire tu Gianluca? Intanto pensate alle prossime, Non ci conoscevamo, almeno io ho conosciuto i colleghi qui oggi e ho trovato molto stimolanti e interessanti le loro esperienze. Gli elementi in comune che ho trovato è appunto il tema del tempo. Mi sembra che nessuna di queste esperienze sia nata e sviluppata velocemente, e l'importanza dei legami e dei rapporti, che erano un po' le parole chiave che io vi avevo sottolineato prima. E poi appunto grazie ai rapporti, ai legami e al tempo si è riusciti a instaurare un rapporto di
reale coprogrammazione e coprogettazione con le amministrazioni pubbliche, dove si è creato un rapporto di fiducia reciproco che ha permesso di andare in quelle direzioni. Sulla sostenibilità, trovo molto interessante l'idea di cercare una sostenibilità più in un'ottica privata, no? Quindi imprenditoriale, e non attraverso le fondazioni. In questo momento stiamo privilegiando il canale delle fondazioni perché è un canale che dà molte cose se si lavora bene, e questo manda il tema delle competenze. Allora, per quanto mi riguarda, nella mia organizzazione non abbiamo, ma anche delle organizzazioni che conosco lì in Valle di Susa e Valsangone, non abbiamo inserito competenze nuove, siamo cambiati noi, ma abbiamo quello che è cambiato molto, quello che io ho osservato negli anni, la capacità degli uffici progettazione. Noi abbiamo tutti degli uffici che si occupano di progettazione che sono veramente in gamba, e che è una competenza basilare. E poi abbiamo dovuto acquisire, però avvalendoci di consulenti esterni, di consulenze legali. Le consulenze legali, soprattutto per quando si parla di coprogettazione e coprogrammazione, sono importanti. Sicuramente l'operatore sociale deve, come dire, progredire nel suo percorso di conoscenze e di competenze, perché le sfide in gioco sono tante e dobbiamo, come dire, passare ad una versione pro advanced, non so come definirla, però è fondamentale, la formazione è fondamentale. Gianluca, scusa, sul discorso governance invece, come si governa il vostro tavolo? Il tavolo si governa con una governance dove c'è l'ente pubblico e ci sono i rappresentanti delle cooperative. Nel caso specifico della coprogettazione noi abbiamo costituito una RT, dove la nostra cooperativa, la Frassati, è capofila e quindi in qualche modo diventa l'interfaccia principale dei rapporti con l'ente pubblico. Però c'è un tavolo di coprogettazione dove esiste realmente un rapporto paritario. In quel caso lì io fino ad oggi non ho più percepito un rapporto squilibrato come poteva esserci in passato dell'ente committente fornitore, ma un rapporto paritario, dove sul serio ci si assume la corresponsabilità di un territorio. Gianluca, ti chiedo su questo ancora una cosa in più, cioè tu ci hai fatto vedere, no, la figurina con il progetto iniziale WeCare in centro e i 27, 30, non mi ricordo, progetti, e tu ci hai specificato, scusate, sono tutti progetti che sono stati in qualche modo un progetto capofila 1, un progetto capofila l'altro e così via. Qual è il meccanismo che assicura però che tutti questi siano progetti in qualche modo uniti, organici, coordinati, e che tu li senta così come li hai descritti, dicendo ma non importa, alla fine se lo fa la cooperativa X, l'associazione Y, siamo sempre noi? Ecco, come ottenete questo siamo sempre noi? Perché c'è questo ufficio di progettazione unico, multiattoriale, che riunisce tutte le varie realtà, nel senso che non è formalizzato, non è stato creato sulla carta, però sui fatti esiste. Quando si intercetta un bando, le cooperative che lavorano in quel territorio si sentono insieme all'amministrazione pubblica e concordano insieme quale sia l'opportunità di partecipare oppure no e chi possa essere oppure no il capofila. Lo scopo finale è riuscire a intercettare dei finanziamenti e quindi questa condivisione fa sì che ci sia anche un'armonia e un'integrazione fra i vari interventi che vengono realizzati, perché sono veramente tanti. Cioè, io personalmente faccio fatica certe volte a stare dietro a tutto quanto, ma vi posso assicurare che sono tutti interconnessi. Cioè non sono soldi presi tanto per essere presi per avere dei finanziamenti, ma sono soldi presi per poter finanziare un determinato progetto e per poter sviluppare un certo progetto, ma nasce proprio dal confronto fra quelle cooperative. Lì ne avete viste molte di più di quelle che poi di fatto partecipano ai tavoli di coprogettazione, ma le cooperative che partecipano ai tavoli di coprogettazione si fanno garanti del fatto che questa cosa avvenga, ed è realmente così, se no non saremmo riusciti a raggiungere quel risultato. Una rete allargata, se ricordo bene, di una trentina di soggetti tra cooperative, associazioni eccetera. Manuela, a te le 3 domande.
Allora, rispetto alla governance, io credo che noi siamo in una fase di più coprogettazione che non coprogrammazione. Sono stata autorizzata anche dal sindaco e dall'assessore a dire questa cosa, no, nel senso che se questi progetti nascono in questi, fatemi usare questo termine, in questi 5-6 anni di diciamo quasi progettazione convulsa di tutto il settore sociale, culturale, quindi la ricerca di bandi, la ricerca che ovviamente, come dicevamo prima, Cariplo ha molto sollecitato, no, questa cosa. Quello che ci rimane oggi è proprio questa questione del cosa vuol dire non solo progettare insieme ma poi coprogrammare. La governance su questi progetti ovviamente ci sono dei tavoli, no? C'è una cabina di regia strategica, ci sono dei tavoli allargati. Credo che, e eravamo anche l'altro giorno insomma su un tavolo di coprogettazione, da un lato ad esempio quello che viene richiesto al terzo settore, parlo in questo caso del consorzio, un po' quello che si diceva oggi, un consorzio che può essere animatore di alleanze locali, quindi già alleare e far confluire ad esempio le cooperative che già lavoravano e che lavorano su Mantova su questi progetti, ha un ruolo che un ente di secondo livello fa, e quindi fa proprio da animazione, da facilitatore, no? Facilitatore delle connessioni, e questo credo che sia un tema di governance molto importante che si collega ad alcune esperienze. Ad esempio da alcuni anni a Mantova è stato sperimentato, come in tante altre parti insomma dell'Italia, l'esperienza del bilancio partecipato, quindi c'è un budget che la giunta comunale mette a disposizione, c'è una candidatura da parte delle organizzazioni che però vengono premiate se si mettono insieme e candidano dei progetti di rete, e quindi ricevono anche contributi, non solo contributi, ma l'impegno è che loro partecipino a questi tavoli istituzionali di confronto, di monitoraggio, di ragionamento sulla città, perché questo credo che sia la sfida della governance, cioè non solo regolare, organizzare, ma quello anche di rilanciare. Questo credo che sia una delle questioni interessanti sulla governance. Vi racconto un aneddoto che mi diceva l'altro giorno l'assessore al welfare: guarda, adesso tu vai a Trento a raccontare del sistema Mantova, ma ieri abbiamo litigato in giunta perché è arrivato l'assessore all'ambiente e ha detto allora facciamo la gara per animare Parco Baleno, che è un'area verde eccetera, e io sono rimasta lì e ho detto ma scusa, ma perché non apriamo una coprogettazione con chi si occupa, e invece che trasferire i soldi al WWF che poi vediamo cosa farà eccetera eccetera. Quindi questa battuta per dire è proprio tutto un sistema che va in qualche modo sollecitato e mantenuto, e poi questo è riferimento a una domanda che anche ieri facevo: chi oggi sostiene questo ruolo e queste funzioni di facilitazione, di aggregazione, di agenzie di rete, di agenti di rete che si muovono nel territorio, che possono essere o singole persone o organizzazioni a cui delegare questo compito? Ma la risposta non è che proprio ce l'abbiamo, nel senso che il ruolo delle fondazioni ad esempio comunitarie, stanno venendo fuori come uno di quei luoghi in cui far confluire risorse anche economiche. 2 settimane fa il presidente di Cariplo, Fosti, è arrivato a Mantova nella nostra fondazione locale, ha detto adesso smettetela di dare soldi a pioggia alle organizzazioni, quindi 2.000, 5.000 a uno, 10.000 all'altro, ma provate a fare un'azione di convergenza su, gli ha detto proprio così, gli ha detto 3 progetti che nel vostro territorio ritenete importanti per il futuro, e questo è credo un altro tema, il tema del futuro, quanto siamo capaci di pensare al futuro delle nostre comunità, delle nostre organizzazioni, dei nostri giovani, del nostro paese in generale. Quindi le risorse credo che siano risorse pubbliche che vanno orientate ed organizzate, ma risorse che vengono anche da altri ambiti, anche autoprodotte. Un po' come nel caso il mercatino di Lunetta, del baratto, produce risorse perché ti scambi, non sprechi, ma in questo scambio produce anche delle risorse. Quindi le risorse sono solo quelle economiche o iniziamo a
valutare, studiare anche altri tipi di risorse e le mettiamo nei nostri bilanci, non solo il bilancio sociale, ma in generale nella progettazione. L'altra questione, ovviamente tutta questa roba qua è evidente che richiama, l'avevo messo un po' anche nella slide, no? A nuove risorse, a un nuovo management, a un nuovo modo di organizzare non solo le associazioni ma anche l'ente pubblico ha bisogno di avere, no, delle persone che in questo non solo ci credono ma sono anche capaci, e quindi tutto il tema, io aprirei qua, tutto il tema dei giovani, del digitale che entra nelle nostre organizzazioni, che ci chiede di lavorare in un sistema complesso, e allora l'organizzazione del lavoro, l'organigramma delle nostre organizzazioni forse va rivisto, va cambiato. Il tema dello smart working cosa vuol dire oggi? Non è il lavoro da casa, è qualcos'altro, è quanto il digitale permette anche questo tipo e sostiene questo tipo di connessioni. Quanto i giovani portano un modo di lavorare diverso in relazione anche al risultato economico del tuo lavoro, che non è solo a ore ma è a risultato, a obiettivo, così come stanno facendo, no, le grandi aziende. E poi, ripeto, ad ognuno il suo mestiere, quindi l'educatore non fa l'artista, l'educatore a Lunetta, bravissimo, non sarebbe mai riuscito ad organizzare il museo all'aperto se non avesse avuto anche l'artista che viene fuori così come l'assistente sociale che gli chiediamo di fare dei bilanci familiari non sarebbe capace di farlo se non avesse l'organizzazione, quindi il laureato in economia piuttosto che innesta e che scambia delle competenze. Ecco, lo scambio di competenze credo che sia interessante, insomma, tutto questo sistema. Grazie Manuela. Federico? Allora, intanto ho trovato un sacco di cose in comune con le esperienze di Mantova e della Val di Susa, e per quanto riguarda soprattutto quello che dicevate riguardo alla collaborazione e la fiducia reciproca che è necessaria in un percorso di coprogettazione, e allo stato dell'arte in cui sono a Mantova, e tutto sommato ci troviamo anche noi. Noi siamo riguardo alla governance in un momento di coprogettazione, diciamo, piena, in cui c'è un tavolo assolutamente paritario di gestione, di regia tra ente pubblico e terzo settore. Noi abbiamo una governance anche molto diffusa sul territorio, nel senso che come dire, a intensità crescente. Uno dei problemi che ci siamo posti dopo i primi anni di Oltreperimetri era come includiamo i cittadini all'interno della governance. Oggi noi abbiamo deciso cosa fare alla fine dei 6 anni, che cosa proporre dentro il progetto di coprogettazione tra Sercop e Coopero, diciamo, e il terzo settore. Lo abbiamo deciso convocando degli stati generali in ogni comune, in cui hanno partecipato sindaco, assessori di ogni comune, i cittadini della comunità che facevano le attività dentro lì, gli operatori di Oltreperimetri. Ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo deciso insieme cosa fare, e l'abbiamo portato dentro il progetto di coprogettazione, e oggi monitoriamo quello che succede sia dentro un tavolo più ristretto sia nei vari stati generali dei comuni. Quindi la governance comprende i cittadini, non può non comprendere dopo 7 anni di partecipazione di questo tipo. Il tema delle risorse poi è un tema fondamentale. La fondazione comunitaria del nostro territorio è già al livello in cui Fosti la auspicava, nel senso che noi stiamo recuperando risorse aggiuntive al progetto di coprogettazione attraverso la fondazione, che mette, diciamo, la sua fiche su dei progetti specifici di sistema, non a pioggia su 1000 organizzazioni. E oggi la cosa interessante è che sia noi che la pubblica amministrazione, diciamo, nel sistema di welfare di comunità, poi c'è un sistema parallelo di servizi gestiti in appalto. Ogni progetto, sia che viene nuovo, che attinge a risorse anche d'altro tipo, viene infilato nel sistema. Quindi siamo partiti con un salvadanaio di risorse, già nel giro di 6-7 mesi sono aumentate, perché i progetti nuovi vengono infilati lì, diventano progetti di oltreperimetri. Comunque chi progetta su un sistema che riguarda le comunità, il lavoro sulle comunità, lo mette nel sistema, mette quelle risorse nel sistema.
E quindi diciamo, questo è un po' il modo in cui si alimentano le risorse. Per quanto riguarda le competenze, noi siamo partiti 7 anni fa con un team di 20 persone nuove, assunte dalle cooperative. Noi siamo partiti con un progetto, diciamo, che vedeva in partnership il consorzio, le cooperative e Sercop e le amministrazioni pubbliche. Poi diciamo, man mano le cooperative si sono riconosciute dentro il consorzio come nella progettualità di oltre i perimetri, di welfare di comunità. Erano progettualità sperimentali, quindi è stato più facile, come dire, metterci tutti insieme a lavorare su un progetto. Non si era mai lavorato sul welfare di comunità, quindi diciamo, roba nuova, è più facile lavorare insieme, nessuno ha rendite di posizione da difendere. Però abbiamo assunto tutte persone nuove che sono diventate che oggi lavorano ancora con un entusiasmo incredibile, dopo 7 anni è abbastanza un'anomalia, ma lavorano sere, weekend, lavorano come manager di comunità, agenti di rete. Il problema con le organizzazioni, diciamo, datori di lavoro è stato che loro si definiscono operatori di oltre i perimetri, quindi le cooperative i primi 2 anni mi hanno massacrato su questa cosa. Oggi riconoscono il fatto che questo sia stato una carta vincente per ottenere risultati che non si erano immaginati. Quindi diciamo, queste competenze nuove in termini di modalità in cui metto in campo le competenze che ho, ci sono formatori, educatori, ci sono competenze diverse dentro il team, background diversi, sono state sistematizzate. Oggi la competenza, diciamo, peculiare è quella di saper mettere in rete le organizzazioni, i gruppi informali dei cittadini. L'ultima cosa, torno indietro un attimo sulla governance, è il fatto che oggi, mentre prima un cittadino o un gruppo di cittadini nei primi anni ci diceva devo parlare con l'assessore, devo parlare col sindaco, come facevamo da mediazione, oggi si presentano dal sindaco o dall'assessore in totale autonomia. Le mamme bussano dal sindaco e dicono abbiamo quest'idea, e questa cosa è un obiettivo di governance. Vanno come oltre i perimetri. Esatto, no? Cioè non vanno come singoli, prima andavano come singoli, secondo me la differenza è che invece adesso vanno come rappresentanti della comunità. Questo è un po' quello che è venuto fuori, no? In questi progetti di welfare di comunità. Non vado là perché sono la mamma che ho bisogno di una cosa, ma vado là a nome di un gruppo. Sono il gruppo delle mamme, esatto, di oltre i perimetri, della colazione delle mamme. Abbiamo fatto queste cose, vanno con la loro esperienza di anni di lavoro insieme nella comunità e dicono, si conoscono, perché ovviamente non vanno sconosciute, vanno come un gruppo noto, diciamo, che lavora con la comunità e chiedono altri spazi, altre opportunità, o lo chiedono attraverso di noi. Insomma, è una relazione che è cambiata profondamente in questi anni. A proposito di rappresentanza, visto che si diceva ieri, è interessante questi nuovi modi, perché le mamme sanno di rappresentare qualcuno. La battuta è, non so quanto noi che siamo nei consigli di cooperative sappiamo che stiamo rappresentando, quindi insomma, se posso aggiungere una cosa, che ieri dicevamo questa cosa, se posso aggiungere una cosa, questo tipo di lavoro per l'amministrazione genera consenso. Noi abbiamo diciamo, confermato tutte le amministrazioni, diciamo, nel corso di questi anni, anche grazie a questo lavoro, non dico solo grazie, ma anche grazie, perché diciamo, lavorare con i cittadini, includerli nei processi partecipativi e nei processi decisionali, genera consenso positivo, genera ottimo consenso, non consenso, diciamo, di facciata, e indipendentemente dal colore politico delle organizzazioni i cittadini lo riconoscono, e quindi per le amministrazioni è importante. Stiamo imparando tantissime cose, ci sono già 2 domande. Proviamo a fissare quello che abbiamo imparato anche non dalla risposta, ma da queste narrazioni. 1. Queste esperienze creano identità collettive. Noi siamo quelli di oltre i perimetri, noi siamo quelli di lunette, cioè, capite? Dove
un'identità collettiva che è a servizio tanto delle organizzazioni, magari all'inizio un po' riluttanti perché ci tenevano a essere con il loro marchio, ma poi a un certo punto entrano in quest'ottica, quanto dei cittadini, le identità collettive. La seconda, ma perché li chiamiamo progetti? Capite che, ad esempio, in Valle di Susa dicono, va bene, ma c'era il progetto WeCare. Il progetto WeCare è una cosa che ha una data di inizio e una data di fine, ma rimane il metodo WeCare, no? Quindi, cioè, diciamo, al di là del progetto, che è l'occasione di finanziamento, che ha, no, dei limiti temporali e di importi, poi c'è un modo di lavorare. E terza cosa, adesso... non fermiamoci alle terminologie, che secondo me sono importanti, però non è questa la sede. Le abbiamo chiamate coprogettazioni, però vedete che quello che ci ha raccontato Federico, o quello che è emerso anche dagli altri due racconti, è un qualcosa che include degli aspetti programmatori. Cioè quando Federico ci racconta delle assemblee partecipate con i cittadini per capire come doveva evolvere oltre il perimetro, questo è un momento di coprogrammazione, ma la Valle di Susa, in quella linea che molto bene Gianluca ci ha disegnato, è passata per un momento di coprogrammazione, e di fatto quello che racconta anche l'esperienza di Mantova è una coprogrammazione che diventa il sistema Mantova, ecco, allora capite che questo rimpallo tra momenti in cui si guarda lontano, momenti in cui si fanno le cose, diciamo, pratiche, che si rimandano l'uno con l'altro continuamente. Due domande, allora un attimo che mi copro, allora, dopo c'è prima... Questa, faccio che tenerlo io, in effetti non l'ho fatto prima, ma forse è più sicuro. Grazie, è molto interessante. Una domanda, non sono del settore, quindi può darsi che la domanda sia ingenua, però come si gestisce in qualche modo la tensione tra la logica della coprogettazione, che trovo molto sensata, e la logica dell'appalto? Perché la logica dell'appalto è una logica della burocrazia, una logica di impersonalità, eccetera. La logica della coprogettazione è una logica di capitale sociale, di meccanismi. Allora il passaggio, chiaro che Gianluca abbia fatto riferimento esplicitamente all'importanza delle consulenze legali, perché il terreno è delicato, quello che diventa, si fa in fretta a passare, e c'è sempre un magistrato pronto a passare da una logica di solidarietà, di coprogettazione, a una logica di collusione. Però mi chiedo, fortunatamente non fronteggio gli stessi problemi, però mi chiedo come gestite voi nel concreto questo tipo di tensione. Grazie. Grazie. Ci sono altri poi, dopo... Allora, io non vi ho fatto presentare, scusate, forse sentite il nome e il luogo può essere... Sì, allora io sono Laura Berardi, vengo da Pescara, dall'Università di Pescara. Allora, io volevo fare una domanda specifica sull'esperienza di Mantova, perché mi pare di aver riscontrato degli elementi del modello della banca del tempo. Però in quel modello un elemento critico, anche in letteratura si dibatte molto sulla questione se considerare o meno i cittadini che partecipano come volontari oppure no. Volevo capire bene qual è la motivazione che spinge queste persone. Si è capito che c'è un voler riscattare in qualche modo il debito per l'abitazione, ma si è innescato anche un meccanismo ulteriore, cioè nella comunità di questa zona, di questo quartiere, le persone vanno oltre, nel senso che al di là di quella volontà di riscattare il debito, si è innescato un meccanismo tale per cui i cittadini partecipano a prescindere da questa cosa. Grazie, mi guardo un attimo, sì, arrivo. Alessandro Rossi, Vicenza. A volte si ha la sensazione che quando un progetto bello come i vostri si realizza, come dire,
il motivo principale per cui si realizza è la buona volontà e l'impegno che mettono le singole persone più che gli organismi istituzionali. Volevo invece chiedere quali sono proprio i meccanismi giuridici, amministrativi, istituzionali che rendono possibili progetti di coprogettazione e progetti che coinvolgono il territorio in questo modo. Grazie. Grazie. Altre 2 domande di qua e poi facciamo un altro giro. Lo so che non vi fermerò più. No, io ho una domanda molto semplice. Nell'esperienza fatta a Brescia di 5 anni di coprogrammazione e coprogettazione, un risultato è stato che non c'è stato nessun contenzioso, che secondo me, anche rispetto alla domanda precedente, è la cosa per certi versi più rassicurante. Volevo capire se questo effetto, mentre prima c'erano stati i soliti ricorsi al TAR, chi arriva secondo un ricorsino non se lo fa mai mancare nelle gare, eccetera, eccetera. Ecco, volevo capire se questo effetto positivo di caduta verticale dei contenziosi si è determinato anche dalle vostre parti. Grazie. Io sono Susanna Coppolecchia dell'Università di Bologna e in merito visto che siete pionieri di questo cambio, diciamo, culturale, perché poi di fatto si tratta di processi che hanno a che fare con un cambio di valori di cultura e, come dicevate anche voi prima, abbastanza lunghi. Pensate si possano stilare delle prassi, delle buone prassi, perché poi di fatto è vero che ci possono essere anche delle strategie, ma delle buone prassi che possano essere utili per tutti quelli che operano appunto nel welfare comunitario e che sia importante che ci sia anche una cabina di regia, cioè un coordinamento dove appunto venga tenuto sotto controllo e monitorato tutto il processo. E un'ultima cosa, il territorio, quanto lo spazio pubblico, cioè la creazione proprio di spazi pubblici addetti a questi momenti sia importante, cioè quanto il luogo possa influire nel setting di questo processo, di questi processi. Grazie. Io avevo dato l'elenco delle mie domande dicendo se in caso non parla nessuno vi faccio delle domande io, so già che non le farò, va bene. Faccio una notazione interessante, no? Partendo da 2 delle domande fatte. Allora, prima della pandemia avevamo già trattato il tema della collaborazione nei vari workshop e allora a quel tempo, che adesso sembra lontanissimo, no? C'era sempre l'esperto legale, non mi ricordo se avevano chiamato Luciano Gallo piuttosto che Luca Gori, eccetera. Perché? Perché il tema principale era ma si può, è legittimo, rischiamo qualcosa. Ecco, adesso no, è interessante che va benissimo ovviamente rispondere alle domande che sono poste, ma oggi c'è una situazione diversissima. Cioè oggi, dopo non solo l'articolo 117, il decreto legislativo 117, articolo 55, ma dopo la sentenza della Corte Costituzionale, dopo la modifica del codice degli appalti, dopo le linee guida, sostanzialmente di incertezze non ce ne sono. Cioè, infatti non abbiamo invitato più gli avvocati, no? Ma poi va benissimo rispondere alle domande che si pongono, ma la questione non è più un dibattito che si fa avendo al tavolo gli avvocati, ma si ha al tavolo invece chi pratica e gli si chiede come avete fatto. E giustamente le domande possono essere relative a c'è stata evidenza pubblica, sicuramente sì, in tutti e 3 i casi, quindi oppure qual è stato il procedimento. Ecco, però è diventato fortunatamente un problema secondario che non ci esime dall'interrogarsi su come farle bene queste cose, farle con qualità. Aggiungo anche 2 questioni, ma come l'hanno presa nelle vostre cooperative e nei vostri consorzi? Cioè, non so, Gianluca prima diceva eravamo concorrenti e ci siamo trovati lì al tavolo, ma penso che anche Federico diceva all'inizio quando abbiamo detto che eravamo tutti oltre i perimetri, erano... Allora,
perché non è una modifica da poco. Altra domanda: in questi anni la vostra capacità di analisi del territorio, di studio, cioè, si è modificata? Avete dovuto sollecitare delle competenze per capire cosa fare, visto che non si trattava più di rispondere a un bando fatto da altri, ma di decidere voi cosa fare. E poi un'altra cosa che vi chiederei è un esempio, una singola cosa che potreste dire: se avessimo fatto un appalto non ci saremmo riusciti, grazie invece a una situazione collaborativa siamo riusciti a fare questo. Facciamo partire questa volta Manuela, che così. Allora, in ordine, no, forse no, non lo so, non sono brava. Allora, rispetto alla prima domanda, sì, questo meccanismo dell'attivazione della cittadinanza è andato oltre la convenienza specifica. Faccio solo un esempio: mentre all'inizio tutti erano preoccupati di accumulare i punti l'una attiva per appunto pagare meno l'affitto, oggi c'è un fenomeno interessante che è quello che dono i miei punti accumulati perché ho trovato un lavoro in questi 3 anni, riesco a pagare l'affitto, partecipo perché mi piace, perché sto con i miei bambini, perché il mio quartiere è diventato bello, perché fa bene a me stare lì, e accumulo i punti e li dono a qualcun altro che è più in difficoltà, magari qualcuno che è appena arrivato, che ha ad abitare nel quartiere, qualcun altro che non ce la fa, qualcuno che ha altri problemi e non riesce ad includersi in questo sistema. Quindi credo che questa cosa abbia attivato il tema appunto della partecipazione attiva, a partire da competenze scarse personali, per questo credo che sia un altro tema interessante. Non c'è partecipazione democratica se non c'è la preoccupazione di includere anche, ed è questo tema della cooperazione ovviamente, i fragili e chi non ha delle possibilità. L'altra sera ero con Livia Turco e ci diceva: ricordatevi che se non riuscite a fare politiche di inclusione non stiamo nemmeno garantendo la democrazia nel nostro paese, perché laddove tutti sono messi nelle condizioni di partecipare alla vita attiva, democratica di una comunità, di un paese, allora lì sì che c'è una possibilità per tutti ed è il compimento anche di uno Stato democratico. Ok? Allora, questa cosa qua è interessante perché le mamme che non sanno parlare l'italiano cosa fanno? Si trovano tutte le settimane e parlano, conversano, cioè non fanno il laboratorio di lingua o la scuola di italiano, perché non sarebbero mai venute alla scuola di italiano peraltro, ma parlano tra di loro, parlano con le signore mantovane che parlano il dialetto, gli hanno insegnato anche il dialetto per dire, e viceversa, mentre magari una signora gli fa vedere come si acconciano i capelli. Ecco, anche questo tema di che cosa passa nei legami informali credo che sia a sostegno di un progetto invece più ampio, credo che sia un tema insomma da affrontare, e ad esempio con l'università questa cosa ne stiamo ragionando, no? di provare a capire meglio questa cosa. Per quanto riguarda i dispositivi e quindi il tema dell'evidenza pubblica, chiederei l'aiuto da casa, quindi vorrei Gallo, no? Scherzo, no? Un po' l'hai detto tu Gianfranco, cioè, sappiamo che si può. Io vi direi, poi semmai lo affrontiamo, ecco, però no, questa cosa si può. Volentieri mi fermo poi a parlarne con le persone che hanno dubbi, Certo. Ma oggi non è più il problema è farlo bene, che non è invece affatto scontato. Allora, si può, però si deve volere, ecco, se dobbiamo usare questo termine, perché forse lo diceva ieri qualcuno, e mi sembrava una cosa interessante e strategica, lavorare con l'associazione dei segretari comunali, che permettono di attivare, forse Felice lo diceva ieri, che permette appunto di promuovere questo tipo.
ma sono strumenti, lo dicevamo anche ieri, perché dietro c'è un pensiero politico e di politiche. Quindi come mi insegnava un vecchio sindaco di un nostro comune e che adesso è in pensione, mi diceva: ma il dipendente pubblico, il mio dirigente, deve preoccuparsi di trovare il modo di realizzare quello che è il progetto politico che ho in mente. Quindi gli strumenti, la nostra legislazione ce li ha, quindi ha questo compito non di orientare lo strumento sulla salvaguardia del posto di lavoro, di non incorrere nel ricorso, eccetera eccetera, ma di trovare quegli strumenti, ovviamente supportati da, si può, ma bisogna volerlo. Ecco, questo mi sembra un po' lo slogan. E quando dicevo le politiche, con una credo una sollecitazione che deve venire dal basso. Oggi i nostri dirigenti delle cooperative sono in grado, grazie a tutta la formazione che viene fatta dalla rete, ad andare in un comune e dire: si può usare l'articolo 55 del supportare, ecco, le nuove competenze. Cioè non vado lì solo a dire è bella la coprogettazione, ok, ma è bella perché? Ma è bella e si può fare, però la vuoi fare sì o no, e perché? Quindi questo è un altro tema. Contenziosi ne avete avuti? Contenziosi no, cioè nel senso che è un po' l'esperienza che diceva lui. Quando ci si mette intorno a un tavolo nella coprogettazione, cioè la prima seduta, io dico sempre, è la seduta del sospetto, cioè quella che mi fa misurare, ma sì, quello là è sempre stato il mio competitor nella gara d'appalto, chissà cosa viene qua a imparare, prende appunti, guardo, segna. Quindi questa è la prima situazione. Poi inizia invece il lavorare sul tema, sull'oggetto, dal sospetto all'oggetto e poi alla fiducia, no? Insomma un po' questa relazione. E anche qui non ci si provvisa nei tavoli di coprogettazione, non è ce l'andiamo a raccontare, ma ci vogliono anche competenze di linguaggio, di saper stare in un gruppo, di conduzione dei gruppi. Cioè non si può andare in un tavolo di coprogettazione e dire: ok, c'è questo progetto, allora cosa facciamo? E tutti iniziano a parlare. Allora un metodo, strumenti, anche questo credo che sia un elemento, insomma, sul quale rifletto, che non è più, ma ci sono tante esperienze, insomma. Come l'hanno presa le cooperative? È durissima perché quando dicevo se il consorzio, se gli enti di secondo livello di rappresentanza devono essere animatori di alleanze, ragazzi, è dura, non è facile, non è semplice, ed è quello che dicevi tu, è un lavoro di costruzione di un'identità collettiva, di un riprendere, no? Dalla propria identità singola, il lavorare in coprogettazione è questo balzo verso la ricostruzione, una ridefinizione di un'identità collettiva che si riconosce non solo in un progetto, ma ci riconosce in un valore, in alcuni valori, ci riconosciamo in un territorio che non è solo il territorio locale, ma un territorio un po' più ampio. Questa cosa è bella quando ad esempio siedono ai tavoli giovani che ad esempio vengono dall'Europa e che portano lì alcune istanze. E quindi ecco, ricostruire come anche imprese sociali un'identità e una vocazione collettiva credo che sia uno dei ruoli che ci giochiamo anche come consorzi, come associazioni, e basta. No? L'analisi del territorio, ad esempio l'assessore andrà a Bruxelles a parlare del nostro progetto, perché ecco questo anche rilancio, cioè quando lavori nel locale questo sguardo un po' più ampio credo che apre delle possibilità, e quindi l'andare a raccontare a Bruxelles questa cosa attiva ad esempio tutto il tema della ricerca, del monitoraggio, della misurazione dell'impatto, che è una delle questioni di alleanza ad esempio strategiche per me con i centri di ricerca, con le università che hanno bisogno, ma anche questa alleanza ad esempio con l'università è una delle strade che anche a Mantova stiamo percorrendo, il Politecnico sull'area appunto urbanistica, architettonica, poi altri tipi di alleanze. Ecco, questo credo che sia questa analisi, e parte anche, insomma, la letteratura insomma ce lo dice, anche dai racconti delle persone, ecco, l'attenzione ai racconti delle persone, quindi uno sguardo ampio
che ha un'attenzione alle storie di ognuno, e questa cosa la vedete a Lunetta. Vi dico, i bambini quando iniziano a dire io abito in un museo credo che sia molto interessante, perché per loro vuol dire lavorare su di sé anche in un modo diverso, e questo non può che non essere oggetto di attenzione, di un'analisi del territorio. Grazie Manuela. Gianluca. Giustamente, come diceva Gianfranco, il tema della coprogettazione è un argomento regolamentato. È pur vero però che, come dicevamo anche, in questo momento siamo un po' dei pionieri. Quindi io faccio sempre mio questo detto, no? Che bisogna pensare al meglio ma bisogna prepararsi al peggio. Quindi bisogna prevedere anche la possibilità che, pur essendo tutto normato, le cose non vengano fatte bene. Il tema più delicato in questo momento che noi stiamo affrontando è il tema della rendicontazione, che anche quello è normato, però come dire, ci sono anche delle cose che non vengono esplicitate in maniera magari perfetta, e soprattutto il tema della rendicontazione deve essere utilizzato per non snaturare il tema della paritarietà dei rapporti, nel senso che nella rendicontazione, probabilmente lo saprete, proprio perché si è fuori da una logica di appalto, i partner ricevono un contributo che deve essere rendicontato, quindi bisogna rendicontare le spese realmente sostenute. Però di fatto le cooperative comunque hanno tutta una serie di spese che magari diventa difficile rendicontare, quindi un tema complesso che, seppur definito, va affrontato con delicatezza e quindi bisogna monitorarlo bene. Questo mi ha fatto venire in mente infatti che nella gestione di questo percorso di coprogrammazione e coprogettazione noi abbiamo diversi tavoli. C'è il tavolo tecnico che si occupa della progettazione dei servizi, poi c'è il tavolo parallelo che si occupa magari dell'aspetto della rendicontazione, dove non ci sono gli operatori impegnati nella gestione operativa, perché come dire, ciascuno deve dedicarsi bene a quello che sa fare bene, ma sono più tavoli che monitorano gli aspetti differenti, proprio per evitare appunto di snaturare il progetto e poi anche di commettere degli errori. Adesso magari non vado con ordine, mi sono segnato più delle suggestioni. Il passaggio dall'appalto alla coprogettazione, che cos'è stato per le cooperative? È stato passare da un gioco a somma zero, nell'appalto vinceva uno e tutti gli altri perdevano, quindi la somma era zero, ad un gioco a somma positiva. Nel senso che quello che abbiamo capito è che in questa partita, se giochiamo bene, vinciamo tutti. Però attenzione, le cooperative, vi parlo della mia esperienza, che hanno scelto di lavorare insieme sulla coprogettazione, che hanno, come dire, passato le varie fasi di selezione con evidenza pubblica per arrivare alla coprogrammazione, si sono scelte. Cioè noi non abbiamo scelto di lavorare con chiunque, abbiamo scelto di lavorare con quelle organizzazioni che sappiamo che lavorano bene, che sono oneste, che sono corrette e che sono competenti. Questo è di nuovo come dire, un punto delicato, perché quello che io sto notando è che appunto in alcuni casi, quando l'amministrazione pubblica decide di coprogrammare o coprogettare, chiama tutte le cooperative attorno al tavolo dando per scontato che tutti abbiano piacere di lavorare con gli altri, ma non è così, bisogna scegliersi, bisogna scegliere i partner affidabili con cui intraprendere un percorso molto delicato come questo. Non so quante cose mi sono dimenticato. Ne posso aggiungere io, Gianluca? Allora, due cose. Uno, insomma, si può dire in questo ambiente informale, del gruppo sia dei 28-30 della rete ampia, sia dei 6 o quanti siete, 6 o 7 ecco, la sua cooperativa è il pesciolone più grosso. Ci sono dei pesci più piccoli e poi c'è un pesce più grosso che è la tua cooperativa, che avrebbe potuto giocarsi la partita in modo diverso, cioè in ottica muscolare, se si andava a fare a gomitate, chi si prendeva la fetta probabilmente totalitaria della torta era la sua cooperativa. Poi le gare possono andare come vanno, ma insomma, cioè, ragionevolmente era la più posizionata. Probabilmente in questo assetto che si sta definendo adesso, quindi io non so quale sarà l'assetto definitivo che andate a definire, forse fa un po' di qualche passo indietro, ecco. Fa qualche passo indietro, nel senso che essendoci un gruppo più esteso, dice vabbè, insomma, questo pezzo lo fa qualcun altro. Lo fa con una lungimiranza che è quella spiegata prima, cioè se uno ragiona in un gioco non a somma zero, ma in un gioco in cui le risorse ragionevolmente si moltiplicheranno nel corso del tempo, ha anche senso fare un passo indietro, perché tutti insieme faremo 2 passi avanti, e lo farò anch'io.
La seconda cosa, e questa invece l'ho più vissuta io personalmente, insomma con il CONISA, con l'ente della Valle di Susa, mi è capitato non di collaborare formalmente, se non con cose piccole, ma un confronto molto serrato, insomma, tanti passaggi li abbiamo fatti insieme. Beh, non so se abbiamo colto dal racconto di Gianluca, loro hanno iniziato su un progettino molto bello, piccolino, l'inclusione sociale, 250.000 euro era. Adesso c'è una coprogettazione da 11 milioni di euro sulla parte core del welfare, anziani e minori. Ci siamo interrogati fortemente con CONISA, ma come la facciamo? Allora, il problema non è stato più, perché ormai sono bravissimi quelli di CONISA, il loro amministrativo un avviso pubblico lo sa fare benissimo, non c'è bisogno di aiutarlo, ha imparato. Beh. Si trattava poi di scrivere il documento progettuale, cioè la cosa in cui l'ente pubblico scrive per cosa chiama cooperative, associazioni eccetera a coprogettare. E lì si è lavorato invece, perché le prime versioni erano coprogettiamo, adesso non ricordo, il centro diurno per minori, l'educativa territoriale, cioè c'era subito nella mente di riprodurre un impianto di servizi. Ho detto no, ragazzi, no, non va bene. Cioè, se tu hai deciso che vuoi fare quello, fai una bella gara e vedi chi vince, chi gestisce meglio. Smontiamo. Certo, possiamo dire, in Val di Susa attualmente è noto che ci sono 100 minori che sono inseriti in un centro diurno, piuttosto che 50 che sono in educative territoriali, eccetera. Diamo i dati, diamo lo status quo, ma da lì avanti si ragiona insieme, cioè non è che lo dice l'avviso pubblico cosa fare. Dico quali sono i problemi del territorio, invito gli altri soggetti a ampliare la visione con quello che loro sanno e poi su quale sarà la risposta potrà coincidere o meno in parte con quella precedente, ma la risposta la si scrive insieme, è un grosso passaggio culturale. Federico. Allora, sorvolerei sulle questioni tensione e appalto, perché hanno detto tutto loro molto meglio di come lo direi io e poi sono sostanzialmente dire le stesse cose. E magari prendo le domande che ancora non abbiamo, a cui non abbiamo risposto. Spazi pubblici, per noi, l'ho già detto, sono centrali. Spazi pubblici messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, questo per rispondere anche a chi chiedeva quali sono i meccanismi istituzionali che facilitano, messi a disposizione pubbliche amministrazioni che hanno creduto in questo lavoro e che l'hanno promosso, l'hanno fatto loro, sono state attraverso anche la messa a disposizione di spazi pubblici, la messa a disposizione di strumenti per i cittadini, la gestione dei beni comuni e quant'altro per governare anche questi spazi, per noi sono stati fondamentali. Nello spazio le persone hanno trovato le modalità di partecipazione. Tra l'altro noi adesso stiamo lavorando per rispondere all'altra domanda, quella sulle buone prassi, su come, posto che queste sono esperienze territoriali da cui è difficile trarre dei modelli che vanno bene ovunque, tout court, però stiamo cercando di capire insieme ad altri territori, sempre attraverso un progetto di disseminazione che Cariplo ha messo a bando, quali sono gli strumenti che possono aiutarci a leggere attraverso qualche elemento comune queste esperienze e provare a capire in questa lettura come poi poterle replicare in maniera adattata in altri contesti. Stiamo lavorando su questo, abbiamo costruito un po' di strumenti in questi primi 6 mesi, adesso li sperimentiamo nei prossimi 6 mesi, poi magari troveremo un'altra occasione per capire cosa ha funzionato. L'ultima cosa a cui volevo rispondere era quella, rispetto all'appalto, un'occasione. Allora, è successo post lockdown che il Comune di Rho si è trovato con il tema degli anziani soli e quindi ci ha chiamato, ci ha detto cosa possiamo fare,
Allora, invece di fare un appalto, appunto, ci ha chiamato, intanto ci ha detto oltre i perimetri, insomma, cosa facciamo tutti insieme? Abbiamo deciso di provare a replicare o comunque a adattare un'esperienza che stiamo facendo ancora ad Arese, in cui dei volontari vanno a tenere compagnia agli anziani, per cui abbiamo detto, abbiamo costruito questo servizio, questo pezzo di oltre i perimetri che si chiama Solimai. Poi ho scoperto che ci sono 1000 altri progetti che si chiamano nello stesso modo, non pensavano di essere originali invece, che trattano più o meno la stessa cosa, ma va bene. Questo progetto sostanzialmente cosa fa? Recluta volontari, li matcha con gli anziani, scusate il termine osceno, però li mette insieme agli anziani e attraverso questo matching i volontari fanno compagnia agli anziani. All'inizio l'abbiamo fatto telefonicamente ovviamente e poi l'abbiamo fatto con delle passeggiate. In questo modo però cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i soggetti che si occupano di servizi per anziani, li abbiamo messi intorno a un tavolo, gli abbiamo detto voi che fate già la spesa, intanto potete promuovere il servizio, intanto potete capire e monitorare quali anziani sono soli e per chi potrebbe essere utile avere una compagnia, e poi fateci delle proposte rispetto a cosa potete fare voi dentro questo sistema. Quindi cerchiamo di costruire un sistema di welfare di prossimità a favore di over 65 che si trovano in condizioni di autosufficienza ma di isolamento sociale. Il progetto sta andando molto bene, tanto che poi la fondazione comunitaria ci ha messo altre risorse per allargarlo agli altri 9 comuni, quindi oggi siamo partiti da Rho l'anno scorso e stiamo su tutti gli altri comuni, quindi Solimai è diventato un pezzo di oltre i perimetri che non è stato fatto, per cui non è stato fatto un appalto nel momento in cui c'è stato il problema. Un comune ha detto ho questo problema e aveva anche il tema di valorizzare tutte le esperienze di volontariato che durante il lockdown si erano attivate, che è cosa che è stata un po' comune a tutte le altre esperienze. Aggiungo una piccola cosina rispetto alla domanda sulla restituzione dei cittadini. Noi abbiamo due coworking in cui la postazione costa pochissimo, però in cambio devi mettere a disposizione delle ore per la comunità lavorative, cioè la paghi anche in ore lavoro, un po' più o meno come succede. E la stessa cosa è successa, da questo tipo di approccio. Le ore devi mettere a disposizione a favore della comunità, non di singole esperienze, e devi progettarle con noi queste lavori. Sostanzialmente poi è successo che questi coworking intanto sono pieni e poi hanno generato delle esperienze di partecipazione molto più ampie di quelle che riguardavano il meccanismo di utilità per cui il cittadino si approccia alla questione. No, posso dire una cosa veloce, una cosa sugli spazi. Mi lancio così anche un'altra suggestione. Lo spazio pubblico messo a disposizione, cioè quanto però i nostri spazi privati, quindi ad esempio della cooperazione, dell'associazione, possono diventare spazi pubblici. Ecco, questo credo che nel tema della coprogettazione dell'esperienza nostra, tant'è che insomma l'altro giorno ci chiedevano ma perché non venite ad aprire la sede del consorzio in un altro quartiere, quindi il consorzio non ha la sede, ma in questo, riconoscendo questa funzione, no, quindi anche questo mi sembra quanto lo spazio privato diventa spazio pubblico, quindi un negozio che diventa il luogo del quartiere è una cosa. Sulle buone prassi, sì, credo che abbiamo fatto un'esperienza come progetti di welfare in azione di Cariplo dove abbiamo attivato comunità di pratiche, che mi sembra che sia stato un metodo che sta funzionando, perché tra di noi poi ci sentiamo ancora, quindi questo tema, anche una comunità di pratica più allargata su alcuni temi, mi sembra che sia una cosa che funzioni, ecco, come... Sì, poi Cariplo ha fatto un bando che si chiama Disseminazione, in cui ha preso un territorio e gli ha chiesto di portare l'esperienza in altri 2 o 3 territori, e quindi stiamo facendo anche questa cosa. Io so che se adesso riaprissi non andremo avanti a fare domande, ma uno, non possiamo perché dobbiamo poi preparare la sala per la plenaria, ma 2, c'è una funzione tipica del workshop che è quella del corridoio. Allora, abbiamo mezz'ora,
assaliteli pure informalmente, ecco. E secondo me anche più utile con il caffè. No, io vi dico, ci tenevo molto a fare questa giornata per questo motivo. Oggi in Italia ci sono alcune centinaia di esperienze di coprogettazione. Certamente ce ne sono alcune eccellenti, come queste che avete ascoltato e come tantissime altre. Ce ne sono tante fatte un po' bene, un po' male, ce ne sono alcune fatte malissimo, ma cioè, come è normale che sia, ecco, nel mondo. No? Allora, tante volte, io lo dico per primo il mondo dell'impresa sociale, perché adesso non parliamo di noi, questo è un workshop per imprenditori sociali. Ho l'impressione che ci facciamo attirare dal fatto che sappiamo che in quella città, in Friuli, Venezia Giulia, hanno fatto una cosa bruttissima. Diffidiamo della coprogettazione. Ecco, capite che è una tendenza che non è assente dentro il mondo cooperativo, anzi è presente. Io insomma conosco i discorsi che si fanno tra gli imprenditori sociali e la tentazione di dire ma sì, ritorniamo agli appalti, eravamo più sicuri, se perdiamo pazienza, se vinciamo abbiamo il lavoro, senza tante storie. Ecco, c'è, ma io spero che questo ci abbia aiutato a comprendere che una cosa sono singole esperienze che possono andare male, ma che quello che ci hanno raccontato per tantissimi motivi è veramente, ha senso celebrarlo nei 30 anni della 381, cioè è veramente la cooperazione sociale che fa l'interesse generale della comunità alla promozione sociale e all'integrazione umana dei cittadini. E questo è il modo di farlo, e questo è il modo di essere riconosciuti dal soggetto pubblico come partner per costruire insieme il benessere collettivo, e questo è il futuro verso cui andare, ben sapendo che ci troveremo accanto alle esperienze eccellenti tanti casi di fatiche, ma che non devono diventare il benchmark, le fatiche per fare le politiche dell'impresa sociale, ecco, perché questo sarebbe invece un errore storico piuttosto tragico che più di una volta il nostro mondo sta rischiando di fare. Grazie Manuela, grazie Gianluca, grazie Federico, grazie a tutti voi.